Scontro frontale violentissimo questo pomeriggio sulla provinciale 23 tra Ghilarza e Bassanta. Due automobilisti feriti, uno in condizioni gravissime, estratto dalle lamiere. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Se ti sta a cuore la sicurezza sulle nostre strade sarde, lascia un like e iscriviti. Più siamo, più possiamo dare voce a queste storie. L'incidente è avvenuto intorno alle 13:15 in località Sarenarzu, proprio lungo la strada provinciale 23 che collega Ghilarza a Fordogianus. Le due auto si sono prese in pieno, frontalmente, per cause che i carabinieri stanno ancora ricostruendo. Ma com'è possibile che uno dei due conducenti sia rimasto così gravemente ferito? I vigili del fuoco di Abbassanta hanno dovuto tagliare le lamiere per estrarlo, mentre il 118 ha richiesto subito l'elisoccorso a Reus. L'uomo è stato portato al Brozzo di Cagliari in codice rosso. L'altro automobilista è stato invece trasferito al San Martino di Oristano. La strada provinciale 23 tra Ghilarza e Bassanta è rimasta chiusa per permettere i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata. Iscriviti e metti un like se vuoi restare aggiornato su ciò che accade qui in Sardegna. Ovviamente ti ringrazio per la tua attenzione, cosa che non do affatto per scontata. A presto e un abbraccio.